attenti! Gli alpini salutano la bandiera. È così che inizia il raduno triveneto delle Penne Nere. E Schio, che per la prima volta ospita la manifestazione, che continua sabato con la messa solenne e termina domenica con la sfilata trasmessa a partire dalle 9:30 del mattino in diretta su Antenna 3. No, lo spirito dei alpini non muore mai, prevediamo circa 50.000, ma se il tempo continua così e clemente può darsi che ne arrivino molto di più, perché il Triveneto ha fra i propri iscritti oltre 130.000 alpini. Le montagne li osservano e gli alpini lo sanno. Qui, all'ombra del Pasubio, le Penne Nere sono a casa loro. Quindi qui parlare di alpini vuol dire parlare di una cosa che fa parte delle famiglie, fa parte delle contrade, quindi c'è una grande attenzione, non a caso l'Adunata coinvolge i quartieri, le associazioni e tutti i cittadini. A Schio arrivano 50.000 Penne Nere, con le loro tradizioni, con la loro allegria, col loro senso della patria, una cultura che non muore, anche se la chiusura del servizio di leva ha ridotto notevolmente il cambio generazionale. Siccome che manca la ferma, manca e allora lì i valori vanno persi, no? La nostra forza è onestà e amicizia. Gli alpini sono due motti indiscendibili con gli alpini. Il montanaro è abituato a combattere contro le difficoltà. Quando ci siamo trovati nella Naia eravamo tutti gli amici. La Naia negli alpini non era una cosa semplice. Tutti quanti noi abbiamo sudato e rovinato gli scarponi facendo scarpinate da tutte le parti. Quindi rimane un'amicizia che va al di là del puro e semplice rapporto di 1 anno e mezzo di vita comune. Questa si trasforma poi in tutto quello che vedete, in tutto quello che sono gli alpini. L'Adunata Triveneta degli Alpini è una festa del popolo, ma è anche una festa della cultura, della memoria, con onori ai caduti dell'ossario del Pasubio, la messa solenne nel Duomo di Schio, il carosello di fanfare, le visite al museo storico. Schio sorride alle Penne Nere, immortali nel cuore e nello spirito. Passano i secoli, cambiano le divise, ma la tromba suona sempre quei 3 squilli. Il trombettiere degli alpini in uniforme del 1873. Certamente.